In queste ore stiamo assolutamente faticando rispetto alle risalite del cuneo salino che, come nel caso di Caorle, vanno a intaccare il potabilizzatore, quindi acqua che non è potabilizzabile, quindi abbiamo dovuto creare una condotta. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato stanotte per garantire l'acqua a Caorle, che significa acqua per i nostri veneti, ma acqua per tutti i turisti che ci sono, quindi acqua sicura, acqua pulita, acqua potabile. L'ultimo fronte è quello di Caorle, ma la lista ormai si allunga di ora in ora: intere frazioni senza acqua, agricoltura in ginocchio, canali prosciugati, e le previsioni, sottolinea lo stesso Zaia, non prevedono inversioni di tendenza nel breve termine. Il presidente della regione lo evidenzia nel giorno in cui diventa ufficiale e operativa la sua nomina a commissario per l'emergenza, con soggetto attuatore il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua. 4.800.000 euro la cifra messa a disposizione per le prime urgenze dal governo. Sono pochissimi, però comunque è importante iniziare. Già iniziare, anche perché forse questa estate 2022 non sarà un'eccezione e dunque accelerare sulle opere di stoccaggio dell'acqua diviene la priorità. Le previsioni ci dicono questo: stiamo parlando di mezzo miliardo di euro, approfittare di cave dismesse, di tutti i invasi che abbiamo, crearne una rete in modo tale di avere un serbatoio, una riserva idrica anche per la prossima estate. I fondi non sono reperibili con risorse proprie, però abbiamo un bel salvadanaio che si chiama piano PNRR e direi che il governo deve rinegoziare e fare in modo che si investa sulle emergenze e non su cose inutili. Nel frattempo a fare la differenza sono i comportamenti, anche per evitare il propagarsi di nuovi incendi. Qualsiasi fiamma libera o qualsiasi minima favilla, penso al mozzicone di sigaretta che non si dovrebbe buttare comunque per terra, piuttosto che il barbecue fatto in luoghi dove non si può fare il barbecue, o altre fiamme possono dar vita poi a dei disastri come quello che abbiamo visto ad esempio a Bibbione, dove 150 ettari di pineta storica, secolare, è stata rasa al suolo.